Guardi, bisogna prendere coscienza che oggi questa è diventata la vera sfida, non più il sormonto arginale dell'acqua, per quello lo sistemiamo col bacino di laminazione, ma lo sfondamento arginale. Nel 2010 abbiamo avuto ben 32 argini sfondati e penso che sia fondamentale avviare un progetto di eradicazione totale. L'interesse comune è quello di evitare che qualcuno perda la vita, non voglio fare il tragico, ma insomma uno sfondamento arginale dipende dove va a finire l'acqua, l'abbiamo visto ad esempio con Caldogno, quel povero anziano che ha perso la vita nel 2010. Abbiamo affinato i bollettini, sono sostanzialmente vivo con i bollettini meteo, come il mio assessore, come tutta la squadra. Sappiamo che abbiamo fatto un sacco di opere, lo abbiamo dimostrato con grosse piovosità. Certo è che se dovesse piovere in maniera importante una piena storica da 5.000 metri cubi al secondo sul Piave, i problemi ci sarebbero anche molto grossi. Il progetto sul Piave va avanti? Va avanti nel rispetto dell'ambiente, abbiamo chiesto più alternative progettuali facendo in modo che ci sia un impatto quasi zero, che non ci sia quello che si sentiva dire 8-10 metri di muri in cemento armato, questo no. Cercheremo di capire cosa propongono, anche noi abbiamo come primo interesse questo, però qualcosa bisogna fare. Sul tagliamento si lavora in sinergia, noi ovviamente sulla nostra sponda di destra, guardando il mare, stiamo facendo rinforzi arginali. Certo è che il tagliamento ha bisogno di un scolmatore importante, perché una piena storica importante non riesce assolutamente a trattenerla all'interno dell'alveo, quindi ci sarebbe un sormonto arginale. Sulla diga del Vanoi, intanto non siamo noi a realizzarla, spieghiamolo ai cittadini, noi siamo auditi nell'audizione, noi solleviamo le perplessità del contesto idrogeologico e della fragilità del contesto, quindi abbiamo chiesto che gli approfondimenti siano fatti. Per quanto riguarda la regione dal punto di vista tecnico, se non c'è la totale sicurezza al 100%, per noi è no. La verità è che abbiamo 5.000 km di argini, più 3.000 ce li hanno i consorzi di bonifica, hanno gli stessi problemi, e molti di questi argini sono delle gruviere. Quindi è inutile fare bacini di laminazione se poi si spacca l'argine e l'acqua esce a prescindere dal bacino di laminazione. Ed è esattamente la storia dei nostri allagamenti, gli sfondamenti arginali. Il sormonto arginale, vedere il fiume che va per sopra, no? Come si dice, sormonta l'argine e allaga territori, e da un pezzo ne vediamo, prima sfondano gli argini. 5.000 chilometri, le dico solo adesso, ne abbiamo fatti 50 chilometri. Ne dobbiamo fare altri 80 km, sono 180 milioni di euro, vuol dire 5.000 km, io direi che non so se bastano 12 miliardi di euro, ma i tempi sarebbero talmente camaleontici e talmente in là che penso che prima le nutrie riuscirebbero veramente a mangiarseli tutti gli argini.